Il Cicerone delle vecchie mura di Catania è la realizzazione di un database che documenti quanto testimoniato dal lavoro fatto dai ragazzi all'interno di un progetto europeo, un fondo sociale europeo legato all'alternanza scuola-lavoro nell'ambito dell'anno scolastico 2017-2018. È stata realmente un'esperienza interessante che ha coinvolto e in qualche modo emozionato gli studenti di 6 classi tra liceo e istituto tecnologico che hanno partecipato a questa azione. Il lavoro è stato un lavoro d'equipe, di squadra, e proprio per questo è stato un lavoro alla fine vincente. Nella guida di esperti e di gente capace di stimolare sempre più i ragazzi nella scoperta del patrimonio artistico, storico e culturale della Catania di Carlo V. I ragazzi del liceo hanno curato l'aspetto documentale andando a raccogliere questo materiale vivo attraverso video, audio, foto e naturalmente questa materia prima è stata la materia su cui poi i ragazzi del CAT hanno potuto portare avanti le loro attività di rilievo, cartografia e quindi geolocalizzazione del tutto. La parte finale è stata dedicata alla costruzione di un'app e di un sito da parte degli studenti di informatica. Tutto questo assicura alla scuola, grazie alla mediazione dei fondi europei, un nuovo modo di lavorare e di acquistare consapevolezza delle proprie competenze sempre in crescita in termini di abilità, di conoscenza e di sapere.